Buongiorno e bentrovati con Focus TG, anche oggi in questo sabato 23 settembre. Fra poco parleremo ampiamente delle due notizie che campeggiano un po' sui siti e sui giornali, e cioè da una parte la tragedia, lo vedete, di Vivaro. Siamo nel Pordenonese, il bimbo Gabriele, 10 anni, morto nell'esplosione dell'ordigno bellico che era di proprietà del nonno a Vivaro. Il bimbo che è morto a 10 anni e il nonno che è gravissimo in ospedale. Ditemi come sta Gabriele, scrive il Gazzettino, le parole del nonno e poi l'urlo straziante prima di perdere i sensi. Il nostro Lucio Zanato è sul posto, tra poco ci collegheremo con lui per sapere esattamente cosa è successo in questo paese del Pordenonese. E poi ovviamente c'è la morte, le reazioni, il cordoglio del Veneto per la morte di Giorgio Napolitano, l'ex capo dello Stato, il primo capo dello Stato che appunto fu eletto per la seconda volta, ma ci arriveremo fra poco. Era solo un accenno a quello che vedremo fra poco, perché poi avremo non solo il ricordo di tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando a partire dal governatore Zaia, ma anche di chi lo conosceva molto bene, Nicola Pellicani, il presidente della Fondazione Pellicani. Un lungo rapporto tra il papà di Nicola Pellicani, Gianni, e Giorgio Napolitano. Prima però dicevamo un veloce aggiornamento di cronaca con un grave incidente avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale 24 a Cittadella. Alle 3:40 3 giovani di 19 anni sono usciti di strada a bordo della loro auto, 2 sono riusciti a uscire dal veicolo, il terzo invece è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Cittadella, oltre al personale del SUEM 118. Una volta liberato, il giovane è stato trasportato all'ospedale di Padova in gravissime condizioni. È successo alle 3:40 a Cittadella, c'è un giovane in gravissime condizioni. Dicevamo, Giorgio Napolitano, la morte del presidente emerito della Repubblica. Per me Napolitano è stato il presidente dell'autonomia. Un giorno gli chiesero cosa pensasse dell'autonomia e lui spiazzò tutti rispondendo con una frase che io cito spesso tuttora: l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. È con lui che sono partito con la battaglia per l'autonomia. È il ricordo di Luca Zaia, del governatore Luca Zaia, dedicato a Giorgio Napolitano in queste ore. Possiamo vedere le immagini anche di Napolitano che abbiamo visto prima tante volte in Veneto. Un cordoglio del Veneto per la figura del 98enne ex presidente della Repubblica. Lo dicevamo prima, il primo a salire al Colle per 2 volte. Era il 2013, la grave crisi istituzionale che portò alla rielezione, prima volta nella storia di un presidente della Repubblica. Un lungo rapporto con il Veneto, a partire dagli studi liceali classici al Tito Livio di Padova, i legami con Massimo Cacciari e Gianni Pellicani, poi numerose le visite, lo vediamo in queste immagini del nostro archivio, da Venezia a Treviso a Padova. Peraltro, in seguito alla scomparsa del presidente emerito della Repubblica, tutti gli edifici della regione del Veneto esporranno in queste ore la bandiera nazionale e quella europea a mezz'asta fino al giorno della celebrazione dei funerali, che sarà appunto saranno funerali di Stato e giorno di lutto nazionale. Domani è prevista l'apertura della Camera Ardente in Senato. Dicevamo, un lungo rapporto con il Veneto a partire proprio dalla maturità classica conseguita al liceo Tito Livio di Padova nel 1942. Al nostro presidente studente grazie, Giorgio Napolitano, 1925-2023. Con queste parole nella homepage del sito il liceo classico Tito Livio di Padova, commosso, saluta il presidente emerito. Un legame profondissimo quello con la città. Giorgio Napolitano vi arrivò nel pieno del secondo conflitto in un mondo in guerra. Sfollato dalla sua Napoli, frequentò il Tito nell'anno 1941-42, iscritto all'ultima classe, conseguendo una brillante maturità, senza sostenere l'esame di Stato, essendo tempo di guerra. 8 in cultura militare, 8 in italiano, 7 in latino e 8 in greco, si legge nella pagella pubblicata online, omaggio a uno studente che mai dimenticò la sua scuola. Nel 2005, prezioso dono per gli 80 anni, il sindaco di Padova Flavio Zanonato gli fece pervenire le pagelle ritrovate negli archivi della scuola, un dono che rinsaldò il legame con la città, che visitò con la signora Clio, prima come senatore a vita, poi come presidente della Repubblica.
Il 2008 un anno simbolo del legame tra Padova e il liceo Tito Livio e presidente emerito. Il 25 aprile Giorgio Napolitano conferì la medaglia d'oro al merito civile a Mario Todesco, giovane professore di lettere del Tito, morto per mano dei fascisti perché aveva scelto di opporsi al regime, affidando questa medaglia alla scuola, luogo di promozione dei valori, del confronto democratico e del rispetto di tutti. Il 5 novembre di quello stesso anno Giorgio Napolitano tornò a Padova per celebrare i 90 anni dalla firma dell'armistizio che pose fine alla Grande Guerra. Primo presidente della Repubblica a visitare Villa Giusti, Giorgio Napolitano tornò al suo liceo per incontrare ancora una volta gli studenti che in occasione dei funerali osserveranno un minuto di silenzio. E allora non solo Padova, ma anche Mestre e Venezia. Anna Maria Parisi in collegamento in diretta proprio con chi conosceva bene Giorgio Napolitano. Vero Anna Maria? Buongiorno. Sì, buongiorno, è così. Volevo anche allacciarmi a quanto detto nel servizio appena terminato. Un minuto di silenzio è stato osservato anche poco fa a Mestre e in occasione dell'inaugurazione del nuovo polo nautico di San Giuliano di cui vi riferiremo questa sera. Dicevi bene Nicola, Napolitano ha attraversato un secolo di storia del nostro paese, arrivando anche qui a Venezia e a Mestre dove ci troviamo noi, ed arrivò in diverse occasioni, in particolare per l'inaugurazione di Piazzetta Pellicani che si trova a 2 passi rispetto a dove siamo noi, Galleria Matteotti. Con me per parlare del ricordo di Napolitano il parlamentare veneziano Nicola Pellicani. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, il suo ricordo di Giorgio Napolitano. Ma Napolitano è una persona innamorata della politica che ha attraversato un secolo straordinario di cambiamenti da uomo di sinistra, cercando sempre di mettere in relazione la sinistra italiana con la sinistra europea, con le grandi socialdemocrazie. Ma è stato soprattutto un uomo delle istituzioni e da Presidente della Repubblica, ma ancora prima da parlamentare, ha sempre cercato di percorrere due binari, 2 assi fondamentali, uno legato al ripensamento della Costituzione e uno alla centralità dell'Europa. 2 temi che ha affrontato in più occasioni anche qui a Venezia, quando è venuto in visita alla fondazione, invitato dalla Fondazione Pellicani, ma un legame con la città l'ha sempre avuto fu dai tempi della gioventù. Ecco, Fondazione Pellicani che lo ricordiamo è intitolata a certo. suo padre. Ecco. Lei giornalista, Nicola, e da giornalista anche possiamo ricordare, ripercorrendo insieme quello che è stato il sostegno di Giorgio Napolitano alla Fondazione Pellicani. Certo, Napolitano ha sempre avuto un rapporto molto stretto con Venezia perché era una persona curiosa, interessata a molti problemi della cultura, del cinema, del teatro, e poi anche da un sodalizio politico e umano con mio padre, a cui è stata intitolata la fondazione, appunto, una fondazione di cultura politica alla quale lui è stato molto vicino e ha partecipato a tantissimi incontri, tanti interventi. Avete ricordato l'inaugurazione della piazzetta nel settembre del 2010, ma ancora prima, nel 2008, era stato a Palazzo Ducale in occasione del 60° anniversario della Costituzione, proprio a fare un discorso per nulla di routine sulla necessità di riformare la seconda parte della Costituzione. E poi è tornato nel 2012 con un altro intervento, un altro discorso molto, molto citato, fatto qui invece a Mestre al Teatro Toniolo nell'ambito del Festival della Politica, sulla centralità dell'Europa, per un'Europa federale, un'Europa unita in cui anche i partiti, disse, devono assumere una dimensione europea. Ecco, quindi ha scelto la Fondazione per fare 2 discorsi molto importanti e ha scelto Venezia e ha scelto Mestre, 2 città alle quali era molto amico. Ecco, questo è il ricordo anche da politico nell'analisi da bravo cronista. Nicola Pellicani, per concludere, il rapporto con suo padre Gianni Pellicani e con Giorgio Napolitano iniziò negli anni 50, se non erro, e che poi si è consolidato nel tempo. Brevemente anche quella che è stata Gianni Napolitano persona, con la gratitudine e l'affetto che ha dimostrato nel tempo rispetto all'amicizia che la
legava a suo padre e poi a lei. Certo, ha confermato la grande amicizia, la stima, la vicinanza a mio padre Gianni, venendo a inaugurare la fondazione nel 2007, ma l'anno prima, quando mio padre scomparse, fu lui a fare l'orazione funebre, e a testimonianza di un legame, di un rapporto politico molto stretto all'interno della sinistra italiana, all'inizio del Partito Comunista, proprio nel segno del riformismo. Mio padre e Giorgio Napolitano, con tanti altri, con Massimo Cacciari, con Gerardo Chiaromonte, con Emanuele Macaluso, che in tante occasioni anche venne invitato alla Fondazione Pelicani, furono tra i protagonisti del cambiamento della sinistra, proprio per aprire la sinistra italiana a una sinistra europea, alle grandi socialdemocrazie. Ecco, quindi ringraziamo Nicola Pelicani, parlamentare veneziano, per questo ricordo di Giorgio Napolitano, non soltanto come istituzione politica ma anche come persona. E da Mestre, con il cordoglio appunto di Venezia per la perdita del presidente emerito, è tutto, la linea torna allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi, grazie anche a Nicola Pellicani. Lo dicevamo, l'altra notizia che campeggia sui siti, sui giornali, oltre alla morte di Napolitano, è invece la tragedia di Vivaro. Gabriele aveva solo 10 anni, è morto in questa esplosione terribile di un ordigno bellico del nonno, e il nonno è in gravi condizioni. Ma per avere tutte le novità e per capire esattamente cosa è successo ci colleghiamo con Lucio Zanato da Vivaro, siamo in provincia di Pordenone. Buongiorno Lucio. Buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, buongiorno a te Nicola Zanetti. Sì, mi trovo a Vivaro, intanto spieghiamo dov'è Vivaro. Vivaro è a nord di Pordenone, è esattamente alla confluenza tra il Meduna e il Cellina. Perché vi racconto questa cosa? Perché tutta questa vicenda parte proprio da questo territorio. Qui vicino ci sono i Magredi, che è un'area, diciamo così, ghiaiosa, dove da sempre l'esercito la utilizza come campo tiro sostanzialmente. E quindi qui rimangono a volte dei residuati bellici, da sempre rimangono residuati bellici. Pare che insomma questa sia una delle passioni di questo paese, di questo territorio, cioè fare i recuperanti e recuperare oggetti, strumenti e ordigni dell'esercito o comunque della guerra. Pare sia diventata una passione vera e propria, quasi un motivo anche di vanto. Ecco perché di questa passione era sicuramente intriso ed è intriso Silvio Casarato, 73 anni, che proprio dietro alle mie spalle, in questo magazzino di Via del Pozzo 16, ieri intorno alle 18:30 ha cominciato a disinnescare un ordigno. Se stanno andando in onda le immagini si può vedere l'interno dell'officina dove c'è la morsa, dove molto probabilmente aveva a posto appunto questo ordigno. Vicino a lui c'era il nipote Gabriele Casarato di 10 anni, appassionatissimo sempre qui con il padre, con il nonno. Tenete presente che questo magazzino è attiguo a una casa, ma la casa è disabitata, quindi il magazzino veniva utilizzato solo come officina di fatto. E insomma, ieri intorno alle 18:45 purtroppo l'ordigno è esploso e ha investito in pieno sia il nonno che il nipote. Il nonno è stato subito ricoverato, non è in gravi condizioni, mentre purtroppo per il bambino Gabriele, 10 anni, non c'è stato nulla da fare. Abbiamo sentito i vicini, abbiamo sentito i testimoni, tutti parlano di un grosso colpo e poi dell'arrivo delle forze dell'ordine, soprattutto dell'elicottero, dell'ambulanza, insomma dei soccorsi, ma purtroppo per il bambino, appunto per Gabriele, non c'è stato nulla da fare. Tra l'altro Gabriele è un bambino molto conosciuto qui in questa comunità di Vivaro, per il bambino estremamente estroverso, perfettamente integrato, diciamo che è una grande perdita, un grande dolore per tutta la comunità, oltre che per la famiglia appunto di Gabriele. Dicevo, il vero problema appunto nasce da questo fatto, cioè nasce dal fatto che qui vicino si può andare a recuperare, si va a recuperare il materiale bellico, e questo ce l'ha sottolineato anche un ex ufficiale dell'esercito italiano che vive qui e che da sempre cerca di disabituare
fare, diciamo, questa pratica che lui ritiene assolutamente insana. Questa, diciamo, sostanzialmente è la storia qui da Vivaro. Questa è una storia tragica che deve far pensare non solo così la gente qui di Vivaro, ma mi viene in mente anche la nostra gente lungo il Piave, lungo i luoghi della Grande Guerra, dove i recuperanti anche a distanza di oltre un secolo continuano a cercare e trovare anche ordigni talvolta veramente pericolosi. E se non hai domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato, che purtroppo quante volte abbiamo raccontato di incidenti simili anche nella Marca Trevigiana, anche in Veneto. In questo caso c'è andato di mezzo purtroppo un bambino di appena 10 anni. Abbiamo raccontato all'inizio un flash di un grave incidente stradale a Cittadella con un giovane in gravissime condizioni. È morto invece dopo 5 giorni di agonia il 33enne, siamo di nuovo nel Padovano, che era rimasto coinvolto in un grave incidente a Stanghella. Non ce l'ha fatta Enrico Bedana, il 33enne di Solesino, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente lunedì mattina lungo la strada statale 16 Adriatica a Stanghella. Il suo cuore, dopo 5 giorni, ha smesso di battere all'ospedale di Padova, dove era arrivato in gravissime condizioni. A nulla sono valse le cure dei medici che lo hanno sottoposto a una serie di interventi chirurgici. Enrico Bedana stava andando al lavoro lunedì quando la sua auto, nello scontro con 2 mezzi pesanti, è finita nel campo sottostante la carreggiata. Gli autisti dei 2 camion sono rimasti leggermente feriti, l'uomo invece è apparso da subito in condizioni disperate. Sull'incidente indagano i carabinieri di Este. Alla famiglia del 33enne è arrivato anche il cordoglio del sindaco di Solesino, Elvi Bentani. Apprendo con immane dolore della morte del nostro concittadino Enrico, un'altra giovane vita spezzata in un attimo in un terribile incidente stradale. E paura stamattina a Monastier per un'auto andata invece a fuoco, lo vediamo nelle immagini impressionanti. Fortunatamente l'uomo al volante della vettura si è accorto in tempo di quanto stava accadendo ed è uscito dall'abitacolo prima che la macchina, dopo essere finita fuori strada, venisse divorata dalle fiamme, come vediamo in queste immagini di Fabio Falliero. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco, ovviamente anche traffico, problemi per il traffico, come vedete le auto ferme durante l'intervento e questo fumo alto che si è alzato per l'auto divorata dalle fiamme. Fortunatamente, dicevamo, non ci sono feriti. Adesso invece andiamo a Vicenza, un'operazione della polizia, era ricercato per terrorismo in El Salvador, un 44enne è stato bloccato a Vicenza dalla polizia. Un pericoloso ricercato dall'Interpol, cittadino salvadoregno di 44 anni, è stato individuato e arrestato a seguito di una complessa attività investigativa dalla Polizia di Stato. Sull'uomo pendeva un mandato di cattura internazionale perché è accusato di far parte di una struttura di matrice terroristica conosciuta con il nome di Mara Salvatrucha, con compiti legati al traffico internazionale di cocaina e crack e dell'omicidio di un poliziotto. I fatti risalgono al 2015. Le indagini svolte dalla polizia e dall'autorità giudiziaria di El Salvador hanno permesso di raccogliere una serie di dati sull'uomo che hanno portato all'emissione del mandato di cattura per il reato di partecipazione terroristica che prevede una pena detentiva di 12 anni. La Digos e l'Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza sono riusciti a localizzare il 44enne in un appartamento della periferia cittadina. Alle prime ore dell'alba di ieri gli agenti hanno prelevato l'uomo e dopo l'identificazione formale lo hanno portato al carcere Pio X di Vicenza. Ulteriori indagini sono ancora in corso per accertare eventuali responsabilità riguardo al favoreggiamento della latitanza del terrorista arrestato e verificare i suoi eventuali contatti con ambienti eversivi in Italia. Adesso il femminicidio di Tombolo, quindi torniamo nel Padovano. Parlavamo ieri anche del giallo, un po' dell'orario della morte della donna. Ebbene, l'omicida, il compagno marocchino, ha lasciato il suo corpo, il corpo di Liliana, senza vita in casa per una giornata nell'appartamento prima di costituirsi ai carabinieri. Oggi è previsto l'interrogatorio di garanzia.
Un giorno intero, 24 ore nell'appartamento al Civico 9 di via Vittorio Veneto a Tombolo, dove giovedì sono arrivati i carabinieri. È rimasto lì il corpo senza vita di Liliana Coita, la donna di 55 anni uccisa dal compagno marocchino che in un raptus l'ha soffocata con un cuscino. A vegliare inconsapevoli anche i due ignari inquilini della coppia. È un quadro drammatico quello che di ora in ora emerge dalle indagini condotte dagli inquirenti sull'ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna. È il primo pomeriggio di giovedì quando Youssef Maid, irregolare in Italia e con vecchi precedenti per spaccio e furto, si presenta in caserma. Ho ucciso la mia fidanzata, dice ai militari, a cui fornisce anche l'indirizzo. Il movente ancora non è chiaro. La gelosia probabilmente nei confronti di qualcuno che riteneva essere l'amante della donna che aveva malmenato una settimana prima. La morte di Liliana è avvenuta mentre i due coinquilini, un cittadino cinese e un altro romeno, erano al lavoro. Dopo una violenta lite, Liliana sarebbe svenuta e lui, una volta spostata sul letto, avrebbe provato vanamente a rianimarla. Dopo il delitto il marocchino avrebbe pedalato per ore per poi costituirsi. In queste ore Youssef Maid è sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Accertamenti sono in corso anche sugli inquilini dell'appartamento per capire se fossero o meno in possesso di un regolare contratto d'affitto. Dal Padovano alla Marca, con un tunisino a processo, picchiava e minacciava di morte la moglie perché voleva convertirsi alla religione cattolica. Picchiata dal marito, minacciata e insultata. Una vita d'inferno per una donna per metà nordafricana, residente in provincia di Treviso. Voleva lasciare la religione musulmana per convertirsi al cristianesimo. Decisione contrastata dal marito magrebino, oggi 36enne, che prima ha tentato di convincere la moglie, poi è passato dalle parole ai fatti. Anni di soprusi e violenze fino a quando la vittima ha deciso di dire basta. I fatti sono avvenuti tra il 2017 e il 2021. L'uomo, che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, è finito a processo. In aula ha deposto ed ha respinto le accuse. Si torna in aula il 27 ottobre per la lettura della sentenza. I due nel frattempo si sono separati legalmente e la donna è riuscita a coronare il suo sogno e a convertirsi al cristianesimo. Dalla Marca a Bassano, 63 persone controllate dai carabinieri della compagnia di Bassano durante specifici controlli sul territorio, segnalati anche dei giovani assuntori di droga. Maxi controlli dei carabinieri tra Bassano, Tezze e Cassola. I militari hanno rinvenuto diverse sostanze stupefacenti, per lo più per uso personale, hashish, cocaina e uno spinello pronto per il consumo, nascoste nei vestiti di 6 giovani, tutti segnalati amministrativamente alla prefettura di Vicenza quali assuntori. A 3 di loro si è proceduto anche al ritiro della patente di guida. Un 23enne di origini marocchine, inoltre residente nel Pistoiese, è stato denunciato perché ha violato l'ordine del questore di Vicenza di ritorno nel comune di Bassano, mentre una 36enne, anch'ella marocchina, è stata deferita per ingresso e soggiorno illegale in Italia. In tutto sono state controllate 63 persone, 33 veicoli e 29 esercizi pubblici. A Sandrigo invece il campo nomadi verrà sgomberato, lo ha annunciato il prefetto. L'ottica è quella di alleggerire il più possibile quel campo dove abbiamo oggi 50 unità presenti, quindi alleggerendolo si rende più possibile un trasferimento temporaneo in altra zona che possa consentire l'azione un po' più sinergica e di bonifica del sito. L'ATER che dovrà anche approfondire l'aspetto di reperimento di situazioni alloggiative. Sappiamo che già c'è un percorso avviato con delle graduatorie. Il campo nomadi di via Galvani verrà dunque sgomberato per consentire una bonifica radicale dei rifiuti abbandonati nella zona. È uno dei provvedimenti contenuti nel pacchetto deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto. Le precarie condizioni igieniche, la presenza di minori ha già reso necessario anche il coinvolgimento dell'assessorato regionale alla sanità, ma al prossimo tavolo tecnico sarà coinvolto ufficialmente anche un altro ente pubblico. Io investirò anche l'Agenzia Territoriale del Demanio, uno perché si ravvisa anche un'occupazione abusiva di quell'area, quindi sappiamo che la rimanente parte invece di proprietà del comune di Sandrigo. E proprio il comune intende operare lo sgombero con la massima urgenza entro il prossimo mese, una situazione critica che interessa anche altri comuni vicentini come Quinto, Torri di Quartesolo e Montecchio Maggiore, oltre al capoluogo. Per consentire ai comuni maggiore efficacia
efficacia di intervento in tema di sicurezza, il prefetto ha sollecitato l'approntamento del DASP urbano. Quindi anche il Comune si adopererà con una modifica al proprio regolamento comunale, prevedendo la possibilità di agire, di intervenire con il proprio provvedimento limitativo in tal senso, il cosiddetto DASP urbano. Il DASP urbano è proprio una misura di prevenzione, quindi laddove il Comune riesce a disciplinare l'adozione di questa misura, nel caso di Sandrigo, potrebbe essere una misura efficace che poi consentirà anche al questore di poter adottare i provvedimenti di sua competenza. Torneremo fra poco alla cronaca, torneremo a parlare anche di disagi per il degrado a Padova. C'è però una notizia importante che riguarda, un'analisi importante che riguarda le tasche dei veneti. Sono, pensate, quasi 118.000 le famiglie venete in povertà energetica. Stiamo parlando di 267.000 persone che nel 2021 vivevano in abitazioni poco salubri, scarsamente riscaldate d'inverno, poco raffrescate d'estate, con livelli di illuminazione scadenti, con un utilizzo molto contenuto dei principali elettrodomestici, ovviamente per risparmiare sulle bollette. I nuclei familiari più a rischio sono costituiti da un elevato numero di persone, si trovano in condizioni di disagio economico e le abitazioni in cui vivono sono anche in cattivo stato di conservazione. Ecco, in questa classifica, diciamo in negativo a livello nazionale, la situazione più critica si verifica in Calabria, dove il 16,7% delle famiglie si trova in condizioni di povertà energetica. In Veneto parliamo del 5,6% delle famiglie, la media è intorno all'8,5%. Sono dati elaborati dalla CGA di Mestre. Sentiamo Paolo Zabeo. Le famiglie in povertà energetica faticano a riscaldarsi d'inverno, a raffrescarsi d'estate e a illuminare sufficientemente l'abitazione nelle ore serali. Nonostante in quest'ultimo anno le bollette siano diminuite, rispetto al periodo pre-Covid il costo del gas e dell'energia elettrica è comunque più che raddoppiato. Bene fa il governo a prorogare i bonus in scadenza a fine mese. Tuttavia qualche aiuto ulteriore andrebbe messo in campo per i lavoratori autonomi, che dall'impennata dei costi energetici sono stati gli utenti più penalizzati. C'è il caro vita che è sempre alto, c'è la questione del PNRR, c'è la questione dei migranti. Sono tanti i temi trattati ieri dagli stati generali dei comuni del Veneto a Verona, l'abbiamo raccontato con il nostro Lucio Zanato, e ci sono chiari messaggi forti lanciati a Roma dai sindaci. Quindi vanno. Il tema dei migranti è stato l'asse portante degli stati generali dell'ANCI regionale che si sono tenuti nella sala della Gran Guardia a Verona. Un tema spinoso per i comuni veneti, e lo si è capito quando è calato il gelo in sala dopo questo messaggio lanciato dal palco sui centri di permanenza per i rimpatri. Adesso c'è il tema del CPR, riguarda i sindaci. Il CPR è una lotteria, ragazzi. Presente a tombola. Manca un numero a far tombola, qua non si vince niente però. Ci sarà. Se si realizzerà, se arriverà una proposta, ci sarà un comune che ce l'avrà. Presidente che comunque poco prima ha sottolineato. Non abbiamo nessuna notizia rispetto ai centri per i rimpatri e comunque il CPR non risolve il problema degli arrivi, questo lo dobbiamo dire. Posizione condivisa anche dai sindaci delle principali città venete. Dai comuni del Veneto è arrivato un no forte all'idea di grandi concentrazioni sia nelle città sia nei piccoli centri. Dobbiamo fare piccoli hub, piccoli nuclei in cui possano le cooperative lavorare, che vuol dire non superare 50 persone. Dal padrone di casa il richiamo all'unità dei sindaci di fronte a questa ma anche alle altre emergenze affrontate quotidianamente dai primi cittadini. Se il gioco si fa di squadra si riescono a trovare soluzioni che non vengono condizionate da posizionamenti politici o da ideologie o da altri temi. E l'immigrazione è stato uno dei 14 punti del documento che sintetizza questo incontro, che sono stati richiamati dal presidente di ANCI Veneto. Legge di bilancio, politiche sociali, emergenza abitativa, riordino territoriale, autonomia locale sono solo alcuni dei capitoli dove il tema economico è focalizzato soprattutto sui fondi PNRR, con un chiaro avviso al governo. I progetti portati avanti dai comuni sono oltre 500. Il valore complessivo delle opere PNRR in Veneto per i comuni ammonta a 833.997.156 euro. L'impegno verso i nostri comuni deve essere rispettato. Nessuno potrà
nemmeno immaginare di dire stop alle risorse che noi ci siamo conquistati attraverso progetti, studi, analisi e presentazione di documentazione. Applausi di condivisione per un documento che ora finirà a Roma, nella speranza che non finisca invece in qualche cassetto. E se poi i piani alti non rispondono, pronti alle barricate? Insomma, diciamo che 563 sindaci veneti che si mettono insieme un po' di rumore lo sanno fare, però noi chiediamo semplicemente rispetto, dialogo e confronto, ma sono sicuro che arriverà. Insomma, se non vi stanno ad ascoltare, marcia su Roma? Marcia su Roma, oppure faremo una bella mischia per andare in meta e sono convinto che in meta ci arriveremo. Mario Conte, Sergio Giordani, Giacomo Possamai, non solo i sindaci dei capoluoghi di provincia del Veneto, anche tanti altri sindaci, ad esempio dalla Marca, preoccupati per l'immigrazione ma anche per l'assenza di rappresentanti da Roma agli Stati Generali. Sentiamoli. Sono momenti utili di confronto, momenti in cui ci confrontiamo appunto sulle problematiche, su quello che ci troviamo ad affrontare ogni giorno. Sono momenti dove raccogliamo le istanze, facciamo squadra e queste istanze le portiamo al governo e alla regione. Tanti sindaci trevigiani presenti agli Stati Generali dell'Anci Veneto di Verona, proprio con l'intento di trovare sponda nell'affrontare i problemi di tutti i giorni, e la prima preoccupazione resta per gli immigrati. Preoccupato che magari un CPR lo possono costruire nel suo comune. Preoccupato è uno dei tanti temi trattati oggi, quello delle immigrazioni. Non può ricadere anche questo problema interamente sui comuni, deve essere governato a livello europeo, come ha detto bene il nostro presidente Mario Conte. Quindi se dovessero scegliere il suo territorio cosa farà? E se dovessero scegliere il mio territorio, insomma, cercheremo di gestire in qualche modo. E il comune, tra l'altro mio, di Mogliano sta già dando tanto. C'è un centro di accoglienza che è attivo da molti anni, con una cinquantina di persone in questo momento presenti, quindi stiamo già dando da molto tempo, ecco. Altro tema caro ai primi cittadini, l'autonomia. Partire dall'autonomia. Oggi abbiamo meno disponibilità finanziarie di 20 anni fa e meno autonomia di 20 anni fa. Quindi bisogna riequilibrare questa cosa. Dal governo, da tutti i governi che ci sono succeduti, c'è poca fiducia nelle amministrazioni locali. Noi in Veneto possiamo dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, abbiamo enti ben amministrati e quindi meriteremmo maggiore fiducia. Il vero rammarico lo rappresenta il sindaco di Cappellamaggiore, sottolineando la mancanza di rappresentanti di governo da Roma. Dispiace che magari non ci fosse qualcuno che rappresentava lo Stato, perché poi ci si lamenta di tante cose, non era un'occasione solo per lamentarci ma anche per dire come andare avanti, e che però se ti mancano gli interlocutori è un po' più difficile. E intanto, mentre andavano in scena gli stati generali dei comuni a Verona, nelle stesse ore a Roncade c'era l'Assemblea Nazionale di Federmeccanica, si è parlato ovviamente anche di migranti, c'era anche il Ministro del Lavoro Calderone. Se riusciamo a smontare questo diciamo, riferimento che abbiamo al fronte dell'immigrazione, pensandolo solamente come quello che vediamo a Lampedusa, invece vederlo come una vera opportunità, legato ovviamente a un programma che è impegnativo di formazione e di addestramento di queste persone nei loro territori, come è stato ben detto anche dalla Ministra Calderone. Ecco, questa è una chiave fondamentale, cioè, siamo ancora sorpresi che non si riesca a capire il valore di tutto ciò. Qualcuno mi ha detto, ma in realtà quindi voi potete trasformare il tema del flusso immigratorio in realtà sempre a vostro beneficio. Ho usato questo argomento, dico guardate che il beneficio delle imprese è beneficio del paese. Zero ideologia, molto senso pratico. È questo che gli imprenditori chiedono al governo e alle istituzioni comunitarie nel giorno in cui all'H Farm di Roncade si riunisce l'Assemblea Nazionale di Federmeccanica, una delle principali filiere del Made in Italy, guidata dal vicentino Federico Visentin. Considerazioni che fa propria anche Confindustria Veneto Est, con Leopoldo Destro tra i primi, ancora in tempi non sospetti, a sollevare la questione. I dati parlano chiaro, le aziende non riescono a trovare manodopera né in quantità né in qualità, quindi in quantità addirittura vicino al 50% e passiamo addirittura al 70% in termini di qualità, quindi le discipline diciamo STEM più tecniche. Quindi secondo me bisogna essere assolutamente concreti e portare avanti azioni concrete. Ci apriamo sicuramente anche
contribuire a un utilizzo intelligente della normativa sui flussi migratori nel momento in cui abbiamo messo fuori quota e quindi fuori da quelli che sono le richieste di permessi tutti coloro i quali provengono da un percorso di formazione che viene fatto ovviamente con l'ausilio del governo italiano e nello specifico anche del Ministero del Lavoro nei paesi d'origine. Ma il tema migratorio non è certo l'unico punto all'ordine del giorno, con una legge di bilancio tutta da scrivere e ancora il fronte della transizione tecnologica. Da Carlo Bonomi un alert specifico. L'Europa dice si deve occupare di crescita e investimenti. Attenzione, noi siamo abituati con un sistema di welfare state che ci invidiano in tutto il mondo. Se noi non abbiamo l'ossessione alla crescita, a breve avremo un problema di sostenibilità e la sostenibilità del welfare state crea problemi sociali. Parole quelle di Bonomi condivise dal ministro all'economia Giancarlo Giorgetti, collegato online, da priorità fissata quella del taglio del cuneo fiscale. Non adagiarsi sui risultati conseguiti limitandosi ad auspicare aggiustamenti inerziali, ma aggredire i nodi sostanziali che abbiamo davanti. Qualche istante di pubblicità, ripartiremo però dal tema migranti subito dopo, andremo a Monastier da Lina Paronetto. Rieccoci in diretta a Focus TG. Allora abbiamo, prima di andare in pubblicità, abbiamo parlato degli stati generali dei comuni del Veneto. A Verona le parole forti sul tema migranti e PNRR dirette al governo dai sindaci, in testa Mario Conte. Abbiamo visto l'assemblea di Federmeccanica con il tema dei migranti. Inevitabilmente è uno dei temi di cui immaginiamo si parli questa mattina a Monastier, dove possiamo dire, se c'è stato gli stati generali dei comuni del Veneto ieri a Verona, oggi ci sono gli stati generali, diciamo, di Fratelli d'Italia e non solo della Marca, perché a un anno dalla vittoria delle elezioni, dopo un anno di governo Meloni, Fratelli d'Italia fa un po' il bilancio di quest'anno e quindi chiediamo anche a loro cosa ne pensano della situazione migranti. Immaginiamo pure che anche la notizia della morte di Giorgio Napolitano sia una cosa di cui si è parlato questa mattina a Monastier. Lo chiediamo direttamente a Lina Paronetto, che sta seguendo questo importante incontro a Treviso, nel Trevigiano. Lo vedo con Giuseppe Montuori. Buongiorno Lina. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, eccoci qua in diretta da Monastier, dicevi bene, tema migranti sicuramente, naturalmente anche la morte del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è entrata di prepotenza in questi lavori. Ringrazio Giuseppe Montuori, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, padrone di casa in qualche modo in questo evento, per essere qui. Dicevo la morte del Presidente Napolitano perché oltre a essere stato osservato un minuto di silenzio all'inizio dei lavori, prima ancora dell'inno nazionale, questa 2 giorni si ridurrà a 1 proprio perché anche dal centro, dal partito, è arrivato l'input di sospendere gli eventi ufficiali per domani, quando si aprirà la Camera Ardente. Sì, ritenevamo fosse doveroso, in segno di rispetto, vista l'apertura della Camera Ardente, chiudere oggi l'evento e abbiamo avuto anche la fortuna, nonostante questo lutto, di avere la disponibilità immediata del Ministro Nordio, che oggi chiuderà i lavori qui a Treviso alle ore 18 e ha deciso di spostare anche il suo intervento ad oggi. È stato molto gentile e ci ha concesso il suo spazio e il suo tempo. Non ci sarà naturalmente il collegamento con la Premier Meloni? No, non sarebbe bello con l'apertura della Camera Ardente di Napolitano festeggiare, perché per noi gli eventi sono dei festeggiamenti, dei momenti anche dove coinvolgiamo tutta la nostra, i nostri militanti, i nostri iscritti. Non lo riteniamo corretto e quindi riteniamo non ci sia nulla domani.
Vediamo una sala gremita, appena terminato l'intervento del ministro Lollobrigida, lei ricordava il ministro Nordio dalle 18, ci sarà anche il ministro Urso, si fa un po' il punto a livello regionale, ci sono molti esponenti, amministratori del territorio, amministratori della regione, parlamentari qui oggi. Il tema migranti è preponderante perché c'è anche la necessità di confrontarsi, di guardarsi in faccia tra chi governa a livelli più alti, i parlamentari, e il territorio, i sindaci, per capire quello che sta accadendo. Certo, solo una piccola premessa. Noi oggi siamo qui per parlare però di anche tutto quello che abbiamo fatto in un anno di governo Meloni, perché le cose sono tantissime. A noi un po' dispiace che oggi si parli solo dei migranti, che sicuramente sono un problema, ma che tutto sommato rispetto ad altre cose non è la cosa più grave, è che fa molto effetto mediatico, è molto sentito e quindi noi dobbiamo sicuramente parlarne. Oggi però Italia Vincente vuole raccontare tutto il bello e il buono del governo Meloni, un anno di successi che vengono poco raccontati. Detto questo, venendo al tema migranti, sicuramente è un tema che preme sui sindaci, è un tema che hanno affrontato anche ieri all'Anci. I sindaci chiedono un supporto anche economico per gestire le situazioni più critiche, perché i minori costano, vanno messi in comunità, anche gestire un migrante può essere sempre molto complesso perché gli alloggi non ci sono e quindi bisogna pagarli. È una situazione sicuramente difficile, credo che però il governo Meloni stia facendo con l'Europa tutto quello che si può fare per cercare di arginare questo fenomeno che prima pareva ineluttabile e che molti hanno agevolato in tutti i modi, perché non dimentichiamoci mai che oggi la sinistra dice li fa arrivare il governo Meloni, ma se gli si chiede cosa ne pensano loro è che tutti i migranti debbano andare liberamente dove vogliono ed essere sempre accolti. Tutti non si possono accogliere, le politiche migratorie vanno gestite, noi riteniamo che aiutarli nei loro paesi sia prima di tutto per loro stessi la cosa più utile. Oggi c'è una guerra che li sta affamando e che quindi rende questa cosa ancora più complessa, ci sono delle situazioni create dalla Russia che controlla tutto il Sahel con la Wagner e gestisce i flussi migratori come pressione sui governi europei, e riteniamo che non sia semplice, ma che non ci siano alternative a quelle di dire vanno arginati. Il blocco navale non è semplicemente un blocco fisico, vanno fatte delle trattative con i governi del Nord Africa e vanno gestiti i flussi perché vanno bloccati in partenza. È semplice? No, non lo possiamo risolvere in un anno, ma sicuramente ci stiamo lavorando. Il perché sono così tanti è perché la fame gli sta spingendo a scappare e perché trovano molta disponibilità da parte delle stesse ONG che sono state favorite dai governi di sinistra a partire e ad essere accolti poi da criminali che li mettono a lavorare a Cottimo nei campi, oppure peggio ancora dalla prostituzione o da chi li manda a rubare, a fare altri lavori. Noi non riteniamo che il modo di accogliere sia questo, e riteniamo che vadano accolti compatibilmente con le nostre disponibilità per poterlo fare. Senta, dal punto di vista strettamente politico, voi vi mostrate al territorio, siete diverse centinaia oggi, avete fatto la cena tricolore l'altra sera a Ponte di Piave, esatto, centinaia anche lì, avete preso a mostrare anche attraverso questi eventi quella che è la forza e dicevamo il radicamento di Fratelli d'Italia, in vista anche dei prossimi appuntamenti, perché l'anno prossimo ci sono centinaia di comuni nel Veneto che vanno al voto, le elezioni europee e poi naturalmente quelle regionali, in cui è stato detto chiaramente siamo pronti a mettere in campo un nostro uomo per la presidenza. Allora, io delle regionali non parlo perché mi occupo di Treviso, comunque quello che è l'elemento che ci contraddistingue oggi è che noi dobbiamo solo lavorare, noi vogliamo solo lavorare, stiamo tra la gente, cerchiamo di fare poche promesse, di mantenerle dai livelli locali amministrativi fino ai livelli poi regionali e nazionali, e l'unica cosa che dobbiamo fare è far capire alle persone che le cose che promettiamo le manteniamo. Non è sempre facile mantenere le promesse, ma quello che possiamo garantire è che noi nel medio e nel lungo periodo lo faremo. Abbiamo un importante appuntamento che è quello delle prossime amministrative, ma anche quello delle europee. Se non cambiamo l'Europa, che oggi è il primo elemento critico per la gestione delle migrazioni e non solo, anche di alcuni aspetti economici, vediamo che oggi non c'è nessuna intenzione di abbassare i tassi di interesse, quindi mettendo in difficoltà soprattutto un'economia come l'Italia e una nazione come l'Italia che ha molti interessi e che quindi vede aumentare il suo debito. Se non cambiamo l'Europa, e per noi è un'importante scadenza,
tendenza probabilmente non cambieremo nemmeno l'Italia. Quindi il nostro obiettivo è stare tutti i giorni tra la gente per fargli capire che a livello nazionale, a livello locale, quello che diciamo manteniamo. Abbiano solo un po' di fiducia in noi, perché poi il tempo è quello che è stato, è un anno, ma credo che nell'arco dei 5 anni noi sapremo portare a termine tutto quello che abbiamo promesso. Senta Motore, un ultimissimo elemento. Abbiamo visto che il travaso tra forze di centrodestra continua. Abbiamo incontrato poco fa Massimo Candura, ex senatore della Lega, è stato anche segretario del partito di Salvini nel territorio ed è passato con voi, ce l'ha confermato lui ai nostri microfoni che si è tesserato con voi. Certo, noi non facciamo conferenze stampe per dire chi viene con noi. Candura è una persona di una cultura elevatissima e ci fa piacere che sia con noi. Chi viene con noi sa che non deve chiedere nulla, perché non diamo nulla a chi arriva per ultimo. Riteniamo che chi ha la storia e la militanza poi venga premiato, però chiediamo a chi arriva, a chiunque arrivi, di darci il suo contributo di idee, di spunti che ci possono servire per migliorare il nostro partito. E quando entra con noi è comunque un fratello. Quelli che vengono da noi non devono chiedere nulla o sperare che sia un modo più veloce per raggiungere degli obiettivi che non hanno ottenuto negli altri partiti. Questo siamo noi di Fratelli d'Italia. Quindi non c'è una promessa di poltrone dietro a questi passaggi? Nessuno che arriva da noi ha promesso il poltrone. Grazie Giuseppe Montori, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Direi Nicola, qui con Francesca Pezzo vi restituiamo la linea. Grazie Lina Paronetto, grazie anche a Giuseppe Montuori. Adesso da Monastiera a Bassano del Grappa, dove credo si sia da poco conclusa la conferenza stampa. Le opposizioni in Consiglio Comunale all'attacco su diversi fronti. Vanessa Bazzato in diretta, buongiorno Vanessa. Sì, buongiorno a te Nicola e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. In realtà la conferenza stampa è ancora in corso. Assieme a me il consigliere di opposizione Riccardo Poletto. Perché? Perché come ricevi tu sul piatto ci sono diverse interrogazioni, diverse mozioni che verranno portate nel prossimo Consiglio Comunale a Bassano del Grappa il martedì prossimo 26 settembre. Tanti punti neri sottolineati che riguardano la città, lavori fatti, lavori non fatti. Più che altro una nota comune che riguarda tutte queste interrogazioni e mozioni è quella dell'immobilismo che viene appunto denunciato dalle opposizioni, immobilismo da parte della giunta della sindaca Elena Pavan. Sì, tra queste situazioni che noi giudichiamo veramente caratterizzate da immobilismo c'è quello della scuola Mazzini, o meglio dell'edificio dove c'era la scuola Mazzini, perché oggi in quell'edificio da parecchi anni ormai non c'è più nulla. All'inizio del mandato erano state presentate varie idee, inserito questo edificio all'interno di un master plan che l'amministrazione comunale ha pagato 124 mila euro di consulenze. Ci attendavamo, contrariamente a quel che sostenevamo noi, che d'accordo non fosse più scuola, ma che quantomeno ci fossero delle idee alternative e che ci fosse un futuro per quell'edificio. Veniamo a sapere recentemente, grazie a merito vostro e mezzi di stampa, che la sindaca si accinge a pagare un'altra consulenza per cercare idee su cosa allocare in quell'edificio. Quindi siamo turbati e anche scandalizzati dal fatto che non soltanto quell'edificio è rimasto vuoto e non abbiamo visto partire lavori ormai in un intero mandato, quasi 5 anni, ma che a fine mandato non vi siano neanche gli scenari, neanche le idee su che cosa farci. Invece un contesto in cui le idee ci sono, ma purtroppo non hanno tenuto conto delle esigenze della città, è la ristrutturazione che stanno portando avanti sul ponte nuovo, Ponte della Vittoria. Molte associazioni di ciclisti, molti soggetti hanno fatto notare subito che l'idea di togliere le biciclette dalla carreggiata, restringere la carreggiata e mettere le bici nei percorsi ciclopedonali insieme ai pedoni, in quel contesto è sbagliato. È cosa che magari è giusta in altro contesto, ma in quel contesto rischia di diventare pericolosa per 2 ragioni. La prima è che nel marciapiede verso nord, che è il marciapiede, il punto di osservazione più bello del Ponte Vecchio, in cui tutti i turisti si fermano a frotte per fotografare quella splendida cartolina che è visibile dal lato nord del Ponte Nuovo, mettere in quel contesto pedoni e biciclette insieme è assai pericoloso, perché i pedoni saranno tanti, si fermeranno a fare le fotografie e chi avrà bisogno di attraversare il ponte anche con una certa velocità in bicicletta farà fatica.
Questo ha comportato un restringimento molto importante della carreggiata, dove ci saranno solo mezzi motorizzati, ma altro dubbio che sorge è che in caso di incolonnamento in un senso di marcia e anche nell'altro senso di marcia, che non vi sia lo spazio fisico per far passare un mezzo di soccorso, un'ambulanza, un camion dei pompieri. Quindi chiediamo con forza che finché il cantiere è aperto si provveda a un cambio di progetto in corso che metta in qualche maniera mano a questi che noi riteniamo essere degli errori. Quello che manca, avete ribadito in più occasioni anche oggi, è il dialogo con la cittadinanza, e non solo con la cittadinanza, proprio con l'intero Consiglio Comunale. Sì, anche rispetto a queste due partite, ma anche rispetto ad altre, c'è un'altra mozione che prende in mano quel progetto finanziariamente enorme del Genius Center, che prevede di spendere in 20 anni più di 25 milioni. Ecco, non cogliamo la volontà da parte di questa amministrazione comunale di fare un vero e reale confronto. Le cose vengono presentate praticamente a cose fatte e rischiano spesso di essere progettazioni, visioni della città calate dall'alto. Magari pensate all'interno di qualche studio di consulenza di gente che non vive a Bassano, ma poi non messo diciamo di fronte ai cittadini o alle forze politiche tutte che li rappresentano, per cercare la migliore soluzione possibile. Bene, allora Nicola, questi sono soltanto due degli argomenti che verranno discussi nel prossimo Consiglio Comunale di martedì 26 settembre e intanto, se non hai domande, io ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Manzato, grazie anche al consigliere Poletto. Da Bassano del Grappa a Padova, ritorniamo a Padova, un'altra situazione di difficoltà che riguarda invece il degrado di alcune piazze, se non di tutte. Chiara Gaiani, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in Piazza De Gasperi. Per chi conosce la città siamo a una decina di metri dalla stazione ferroviaria, una zona di servizi dove continuano le segnalazioni di fenomeni di microcriminalità, soprattutto legati allo spaccio. Con noi c'è il capogruppo in Consiglio Comunale della Lega, Eleonora Mosco, che ringraziamo. Continuate voi a fare queste segnalazioni. Tra l'altro segnalo che in questa piazza c'è stato un tentativo da parte dell'amministrazione di realizzare una rigenerazione urbana. Hanno colorato alcune piazze, hanno creato dei centri di socialità, troppo poco forse? Sì, non sono con i colori che si risolvono i problemi e le segnalazioni sono talmente tante, i residenti esasperati che continuano a chiamare le forze dell'ordine, che ringraziamo per il grandissimo lavoro che stanno facendo, un lavoro che però viene di fatto prima di tutto smontato dal negazionismo di Giordani, un sindaco che fa finta di non vedere che non ci sono i problemi. Invece la realtà è più forte di questi tentativi di censura. I video, le segnalazioni lo dimostrano, ci arrivano da una zona centrale o prossima al centro come Piazza De Gasperi, ma arrivano da tutti i quartieri della città. Penso all'Arcella, a Palestro, alla Guizza, insomma tante zone dove la criminalità continua ad essere presente in modo molto sostenuto, ma soprattutto il tema dello spaccio è un po' fa da protagonista. Solo qualche giorno fa, proprio qui a due passi, in pieno giorno, si è verificato un altro episodio molto grave di spaccio e di utilizzo di sostanze stupefacenti. Ecco, questa è una zona dove c'è un'elevata presenza anche di locali etnici. Alcuni, segnala l'opposizione, non rispettano le regole, quindi si chiedono anche maggiori controlli. Noi l'avevamo già chiesto anche al bilancio di qualche anno fa, perché le norme anti-Covid alcuni non le rispettavano. Noi pensiamo che bene la rigenerazione urbana messa in campo, ma non sufficiente. Si vada a verificare laddove partono i problemi, e partono, e noi lo diciamo senza paura, anche in molte attività etniche che diventano ricettacolo di una clientela non molto positiva per il rilancio di questo territorio. Ovviamente è un mix. Noi siamo stati qui con il collega Francesco Ratai, siamo qui da circa una mezz'oretta, vi assicuro che sono passate anche molte famigliole, quindi c'è una convivenza civile che viene proprio messa a rischio da questo. Cosa chiedete, consigliere? Guardi, noi chiediamo che al di là del tema della prevenzione sociale, su cui giustamente bisogna intervenire per quanto riguarda il tema dello spaccio e della droga,
ma serve anche un intervento sul fronte dell'ordine pubblico, a partire da una presa di coscienza che il problema esiste da parte di Giordani e che quindi agisca aumentando le pattuglie della polizia locale in fascia serale o notturna, ma anche direi diurna visti i problemi che si stanno verificando in piena mattina, quanto piuttosto dotare dei taser gli agenti della polizia locale, l'apertura delle sedi della polizia locale decentrate, quindi anche nei quartieri, che possono fungere da deterrente anche visivo per i delinquenti, e quindi la gente chiede una maggiore vivibilità e serenità nella propria città. Allora noi ringraziamo Eleonora Mosco, capogruppo in Consiglio Comunale della Lega, ringrazio ancora il collega Francesco Rattai e da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani, noi andiamo velocemente in pubblicità. Di nuovo in diretta con Focus TG, siamo quasi in chiusura di questo telegiornale, di questo spazio informativo. C'è però il tempo di rivedere lo spettacolo della grande transumanza dall'altopiano di Asiago. I riti del passato che si intrecciano con i nuovi orizzonti del presente e del futuro per dar vita a uno spettacolo senza tempo. Quasi 100 malgari sono partiti stamattina da Foggia sotto la pioggia per sancire la fine della stagione d'alpeggio e tornare a casa. 600 capi di bestiame, oltre 80 chilometri da percorrere in 3 giorni da Foggia fino a Bressanvido. Una transumanza che si conferma un racconto di racconti, un richiamo al lavoro dei malgari, custodi di un sistema agricolo sostenibile e da sostenere, una tradizione che affascina anche tanti giovani. Molta emozione e tanta felicità. Anche sotto la pioggia nessuno vi ferma? Sì. Lei è con sua figlia? Sì, con mia figlia Zoe. È lei che ha tirato dentro me in questa avventura. Lei è la vera cavallerizza. Le emozioni sono tante. Acqua, non acqua, sempre tanta l'emozione comunque che si prova facendo questo. Poi è una cosa che o hai dentro o hai dentro. Noi abbiamo all'interno appunto dei transumanti è stato creato un gruppo che si chiama Gruppo Giovani Transumanti. Sono veramente la nostra punta di diamante, perché l'energia e la voglia di fare, come ben tutti sappiamo, viene fuori proprio dai giovani. Far gridare alle vacche non è proprio semplicissimo e dopo è stata una meraviglia. C'è stato un momento che mi sono sentito proprio parte di questa terra meravigliosa che è le nostre montagne. Festa della transumanza che durerà fino a domenica 1° ottobre, quando a Bressanvido verrà tagliata la forma di Asiago DOP più grande d'Italia all'interno della manifestazione promossa da Latterie Vicentine, e poi il Festival dell'Agricoltura, giunto alla 9ª edizione per costruire insieme un futuro sostenibile, senza tempo, appunto, come le emozioni di questa transumanza. Con queste immagini si chiude Focus TG, grazie per averci seguito, arrivederci.